Il sole splende ed il caldo si fa sentire, ma nelle campagne dal Vicentino al Bellunese, passando per la Pedemontana trevigiana, è il momento della conta dei danni dei violenti nubifragi che l'altra notte si sono abbattuti su una vasta fascia di territorio veneto. A provocare danni stavolta la grandine che ha devastato giardini e coltivazioni, tingendo di bianco il terreno come se avesse nevicato. Devastati soprattutto i vigneti da Breganze a Valdobbiadene, dove la tempesta ha compromesso in alcune zone la produzione di prosecco e cartizze. Stiamo valutando attraverso anche la delimitazione che sta facendo l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, la VEPA, rispetto ai danni che sono successi. Dobbiamo capire poi quanto è assicurabile, quanto è assicurato e poi ovviamente intervenire. E dalla Regione parte ancora una volta l'appello agli agricoltori ad assicurare contro i danni dal maltempo le proprie aziende. Oggi il clima sta cambiando in maniera molto veloce, repentina. Una volta si succedevano calamità naturali, una volta ogni 10 anni, 5 anni, 8 anni, e adesso una volta ogni 6 mesi, 4 mesi succede qualche cosa. Quindi l'assicurazione diventa un elemento importante non solamente per quanto riguarda i danni, ma in futuro anche per la tutela del reddito.